Eccoci, nuova puntata della nostra storia. Siete pronti a fare un salto nel passato per capire meglio il presente e magari anche percepire cosa sarà il futuro? Pensate, questa sera avremo due grandi momenti. Il primo, parleremo dei socialisti, i socialisti trevigiani, i socialisti veneti, con uno sguardo anche proprio al Partito Socialista Nazionale, quindi a un tempo di Prima Repubblica importante, ma anche della seconda e anche della terza. E in seconda parte invece andremo a capire perché Treviso è una città unica nel suo genere, perché ha il coraggio di processare se stessa almeno una volta all'anno. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Ciro Zanella, Club Nuova Democrazia. Oggi avete divulgato un documento che sancisce la fine di un determinato periodo politico, la fine per certi aspetti della collaborazione con la DC. Sì, in effetti non c'è mai stata una collaborazione di tipo organico con la Democrazia Cristiana, almeno da qualche tempo a questa parte essa si è allentata, però diciamo che il club ha imboccato una strada di chiarimento nel dibattito politico locale e si augura anche che questo serva al dibattito politico regionale e nazionale, nel senso che riteniamo che i progressisti moderati si debbano confrontare con confini ben delineati e individuabili dagli elettori, dai cittadini. Ciro Zanella nel 1990, Ciro Zanella nel 2023, cioè 33 anni dopo. Benvenuto. Allora, intanto cosa si prova a rivedersi 33 anni più giovane? Beh, insomma, è sempre un po' un'emozione, questo è ovvio che sia. Poi è anche piacevole, voglio dire, ricordare quello che si è stati, soprattutto per me, che sinceramente non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Quindi, guardandomi adesso, amerei rivedermi più spesso. Siamo qui proprio per questo, perché noi abbiamo, devo dire, degli archivi abbastanza ben forniti che stiamo ancora scalettando e spesso esce fuori questo nome, Ciro Zanella, PSI. Spero PSI. nel bene, spero nel bene. Di cose i socialisti ne hanno fatte qui nella Marca, nel Veneto e non solo. Allora, intanto qui abbiamo sentito progressisti, come dire, c'era già un passaggio in avanti con questo club rispetto al PSI nel 90, si sta già impostando la Seconda Repubblica? Sì, la crisi del PSI era in atto e quindi il partito si era anche di fatto disintegrato. Già nel 90? No, dopo, un po' dopo. Sì, 92. E io immaginai che fosse possibile costruire qualcosa di diverso, immaginando non era un partito, io cercavo di creare una situazione, una condizione, un luogo nel quale si potesse riprendere un discorso politico. Quindi i progressisti moderati. Nel senso che si metteva insieme un'idea di cambiamento usando della moderazione, cioè avendo la pazienza di promuovere il cambiamento, non avendo più quella che era stata anche per me la spinta giovanile, che era quella di dire tutto e subito, ma il possibile, quindi cambiare le cose con costanza, con gradualità, senza spaventare nessuno. Oggi potrebbe essere più terzo polo o PD? Non credo possa essere confrontato né col terzo polo né col PD. Perché per quanto mi riguarda Nuova Democrazia si fu fondata con le radici ben salde nell'idea socialista, negli ideali socialisti. E quindi non aveva l'ambizione di essere intermedia tatticamente a due schieramenti. Voleva essere qualcosa che promuoveva un dibattito che producesse un qualcosa di diverso. Nuova Democrazia di per sé non era il nuovo, almeno dal mio punto di vista, era semplicemente il mezzo attraverso il quale pensavo si potesse nascere qualcosa di politicamente più ancorato alla realtà e meno
Allora adesso io la porto indietro nel tempo, la porto nel 1980, anzi il nostro Alessandro Graziera con Francesca Pezzo Solerti in regia, la porto indietro al 1980, andiamo a vedere l'esterno della sede del PSI a Treviso per dire ai giovani che questa sera stanno guardando che cos'era il socialismo e cos'erano i socialisti. In 3 parole, non in 3/4 d'ora. I socialisti erano ideale puro, almeno dal mio punto di vista. Il garofano, che cosa si provava quando si prendeva in mano? Il garofano, io sono stato protagonista del congresso nel quale fu inserito nel simbolo. Quello è la prima modifica del simbolo, perché il simbolo prima era il libro, faccia e martello. Come i comunisti. Esatto, più o meno, sì, anche se ovviamente con una coreografia diversa. Ma poi al congresso di Torino Bettino Craxi portò il garofano, inserì il garofano. Ci fu un grande dibattito a Torino, non tutti erano convinti e d'accordo, però era affascinante pensare che il garofano tornava nel patrimonio del socialismo, perché il garofano è sempre stato il simbolo dei socialisti in Italia, quindi riportarlo allora era visto come segno di moderazione. Sa che lei sta dicendo delle cose che per molti sono scontate, per altri invece sono assolutamente nuove, soprattutto per nuova generazione. Sì. Allora la seconda domanda che le faccio è: chi era Bettino Craxi? Quella se lo ricordano tutti, il nome, molti non sanno bene chi sia. Bettino Craxi è stato fatto passare alla storia come una figura negativa della politica, il principe dei ladri, come se questo fosse possibile, cioè insomma un partito come il Partito Socialista non aveva tutti quei poteri e quelle da poter essere proprio il protagonista in assoluto della... Beh, adesso lui nel suo discorso per una volta alla Camera dice sostanzialmente chi è senza peccato scaglia la prima pietra e non si alzò nessuno? No, ovviamente, però in Italia se funziona così. Bettino Craxi era uno che ha avuto il coraggio e la forza di togliere il Partito Socialista da una doppia subalternità. Una parte del PSI era molto propensa al rapporto con la Democrazia Cristiana, un'altra parte era propensa al rapporto col Partito Comunista. E in entrambi i casi si cercava di trovare una via breve al potere. Cioè si cercava di governare con la DC dove si poteva, col PC dove si poteva. Quindi questa ambiguità che non ti obbligava ad avere posizioni anche contraddittorie a seconda delle condizioni in cui eri. A dispetto anche della grande vita che il Partito Socialista aveva. Il Partito Socialista era un partito nel quale c'erano grandi tensioni, grandi discussioni, perché ognuno portava ciò che raccoglieva dalla società e cercava di imporlo, nella vita del partito. E qui lo vediamo mentre lei sta cercando di imporre qualcosa. Sì, al congresso. Che congresso è? È il congresso del PSI del 1983, che è stato il congresso a cui le danno questo mazzo a cui mi danno questo mazzo che a Carla grande. Carla chi è? Era la segretaria del partito. E quello fu un grande congresso perché durò la bellezza di 3 giorni. Teatro Comunale. Al Teatro Comunale pieno. Quando io feci quella replica, il teatro era zeppo, c'erano 1000 persone, una roba straordinaria perché nessuno immaginava che il Partito Socialista potesse mobilitare tante persone per così tanto tempo. Ma la politica in quel tempo mobilitava le persone? Sì, ma noi avevamo difficoltà, nel senso che in provincia di Treviso, regina della Democrazia Cristiana, quindi eravamo visti un po' con un po' di sospetto. E Craxi ci diede quella forza di essere autonomi, magari commettendo anche degli errori, magari anche essendo troppo aggressivi, però diventammo autonomi. Cioè, trovammo l'orgoglio di essere... Carattere. Esatto. Vi diede il carattere. Sì, esatto, di sposare le nostre idee, di avere il coraggio di rischiare, di perdere anche, ma insomma... Ci ragionava meglio con i democristiani o con i comunisti? Allora io, nella mia storia, non c'è mai nel bianco e il nero, c'è anche il grigio. Io ricordo con grande interesse, grande simpatia, con grande anche riconoscenza alcuni personaggi della Democrazia Cristiana, prima di tutto Luciano Danesin, che era segretario della Democrazia Cristiana di Treviso città,
Marino Corder, che è stato parlamentare, sottosegretario, uomo importante della DC, con i quali ho avuto sempre un grande rapporto di cordialità. Però mi parla della sinistra DC. No, E se io le dico Fanfaniani. E se io le dico Carlo Bernini? Carlo Bernini era una persona intelligentissima, con il quale all'inizio ho avuto grandi difficoltà del rapporto, dal punto di vista personale. Per lui era un po' troppo diretto, Bernini amava più essere rotondo, più avvolgente. Ma poi, cristiano che mai. Però col passare degli anni siamo diventati amici. E lo stimavo perché è una persona intelligente e ho avuto il piacere anche di essere stimato da lui, che mi voleva in giunta regionale vicepresidente con lui. E i comunisti invece si riuscivano a discutere? Comunisti c'erano alcuni con i quali avevi dei rapporti di cordialità, altri che preferisco non citare perché non si cita mai a posteriori Però per esempio io ho avuto la grande soddisfazione di avere Elio Cibin, che era il grande segretario del CGIL, comunista di ferro. Io ne ero corrispondente dell'Avanti, da Treviso. Corrispondente dell'Avanti? Corrispondente dell'Avanti, l'ho fatto per 2 anni, sì, per 2 anni. Ho fatto anche il corrispondente quando ci fu la storia della strage di Piazza Fontana con l'arresto di Rauti, di Ventura. Io ero corrispondente, poi mi sostituirono perché io dissi ragazzi qua la vita è dura e mandarono Marco Sassano, mi ricordo. Ma era dura per cosa? Perché... Beh, insomma era un po' rischioso anche perché io ero sguarnito, cioè cercavo notizie dappertutto e ero anche... Andavi a pestare i piedi. Andavo a pestare i piedi un sacco di gente, quindi ci voleva qualcuno che avesse un po' più di relazioni, perché poi arrivavano tutti i corrispondenti di tutti i giornali e quindi io ero un fai da te. Ma per esempio Elio Cibin fu quello che disse, un giorno mi chiamò, lo ricordo ancora con piacere, mi chiamò e mi disse senti, tu sei l'unico che scrive bene delle lotte operaie, degli scioperi della provincia di Treviso, la CGIL farà l'abbonamento all'Avanti in tutte le fabbriche della provincia. E così fu. Caspita! E Elio era uno che ogni volta che mi vedeva diceva dai, iscriviti al partito, lascia il PSI e vieni nel PC. Però Con Giuliano Verniere ho avuto un buon rapporto, anche se Giuliano era proprio a quel tempo un uomo di Mosca, si dice. No, non come, non era rivoluzionario, era rigido, era proprio, tutelava l'ideologia. Ma con Giuliano ho sempre avuto un rapporto di grande, anche conflitto, perché ovviamente eravamo su sponde opposte, ma di grande rispetto. Guardando quella politica di allora e quella di adesso, perché io la provoco costantemente. La politica di allora era una politica nella quale sapevi litigare, avevi la forza di vincere o di perdere, di superare le difficoltà, però non mischiavi mai il personale con la politica, cioè non scendevi mai a sfrugugliare le storie personali, i caratteri, le contraddizioni anche delle persone. Raramente. La politica oggi mi pare più basata sul quotidiano. Allora pensavi sempre al domani. Allora, io, quando ho cominciato a fare politica, ho sognato che un giorno avrei consegnato il testimone a qualcuno che avrebbe fatto meglio di me. Ma purtroppo non è successo perché... ma di fatto magari non direttamente, però voi come generazione di politici avete consegnato un testimone alla Seconda Repubblica. C'è da capire se... Sì, però una Seconda Repubblica che, ripeto, la vedo troppo impegnata a discutere di ciò che fa effetto, di ciò che dà immagine. E noi discutavamo più mi dava una curiosità, ma lei che ha avuto così frequentazione con Bettino Craxi, quanto ha pagato Sigonella lui con la sua decisione, il carattere di dire no, Sigonella comandiamo noi? Lui da un lato ha pagato perché evidentemente lo sgarro è stato forte per gli americani che erano abituati a considerare l'Italia un paese in qualche modo grande amico loro. C'è sempre stata un'ambiguità in Italia, Andreotti non è mai stato un filo americano tout court, era anche amico dei paesi arabi e
in quel periodo la politica di Craxi era molto vicina alla politica andreottiana. Insomma, si trovavano da questo punto di vista. Non a caso Andreotti era ministro degli esteri con Bettino che era Presidente del Consiglio. Non a caso si dimise Spadolini da ministro della difesa su Sigonella, ma certamente non ci fu reazione democristiana rispetto a quello. E credo che gli americani alla fine non gliel'abbiano mai perdonata. Però non è stato solo quello, secondo me, che ha portato alla tragica storia che è succeduta dopo. Secondo me era in atto qualcosa già da prima. Allora io non rivelo niente di straordinario, perché insomma io ero membro della commissione a Camera, al Senato, la bicamerale, e ci occupammo dello scandalo delle carceri d'oro, lo scandalo De Mico, che è precedente poi a tutto quello che successe dopo. A Tangentopoli, insomma. Sì. E io visi come commissione inquirente in questo momento, visitammo le procure di tutta Italia, vedemmo e quindi lì si avvertì che cominciava qualcosa di diverso. E se un errore c'è stato forse da Bettino è stato quello di sottovalutare un po' quello che si bolliva in pentola. Lei sarebbe rimasto in Italia oppure avrebbe fatto la scelta che ha fatto poi Craxi di andare da Mamet? Allora, per come lo conoscevo io, ho capito, perché io l'ho incontrato 2 giorni prima che se ne andasse. Sono andato a Roma a Rafael, non sapevo che se ne andava, andai per salutarlo e per come lo conoscevo io, secondo me lui non avrebbe sopportato l'onta del carcere. Quando lui dice la libertà equivale alla mia vita, è vero. Quindi ho capito perché se n'è andato. E se forse non se ne fosse andato, come dice Formica, non saremmo spariti noi. Ma dare una responsabilità così grande a un solo uomo mi sembra tanto, perché in realtà i socialisti poi hanno fatto la loro parte nell'autodistruggersi. L'autoaffondamento l'hanno messo loro, non è stato Bettino. Senta, torniamo qui, da come abbiamo incominciato a postare la nostra chiacchierata, io avrei per altre 6 ore di domande, quindi probabilmente faremo diverse puntate, perché avere una persona come lei come fonte anche storica per rivedere insieme le immagini è formidabile. Io la riporto a Treviso dopo aver fatto questo giro, diciamo, molto ampio che arriva fino da Mamet, ma interessante perché sono convinto che tanta gente, sentendo a parlare, avrà riacceso i ricordi, quindi anche le considerazioni. Sì. Allora, torniamo a noi, torniamo al 1990, torniamo a Nuova Democrazia con una persona che immagino a lei è molto cara, che parlava proprio di questo club. L'inserto per il nostro Alessandro e Francesca è lo 04. Sentiamo cosa dice questo inserto. Senza il puntasismo, la costruzione di un raggruppamento elettorale progressista per costruire un'ipotesi di alternativa, alternanza, disegno così, allo schieramento conservatore e di quelli di sinistra, ma anche al sindaco Dragliani. Intanto il centro storico e diciamo i soggetti privati più importanti sono potuti intervenire. Direi che deve essere molto più ampia da parte dell'amministrazione comunale è stata quella di esercitare il diritto di prelazione che il comune ha, possibile stabilire un rapporto con il privato che in termini di prezzo viene anche questo stabilito con un rapporto tra amministrazione comunale e privato. Le occasioni perse, faccio un esempio, sono ad esempio quelle del storico e quindi attenzione anche su questo. E poi, non ultimo, sarà il problema che avevamo già affrontato un anno fa e che ora bisogna riprendere, riguardante il PET. Qui usciamo su questo tema, per cui tutta una politica molto ampia che può essere esercitata e che quindi il Comune deve seguire sistematicamente quando si presenta. Iscritti anche in passato al Partito Socialista e quindi veniamo da
Sì, lo dicevo prima che c'è stato un passaggio in cui abbiamo azione di una giunta democristiana in Comune di Treviso. Però il passo nuovo era che non partecipavamo né in comune né in provincia né in altre situazioni dove erano presenti alla collaborazione attiva con la democrazia cristiana. Noi la appoggiavamo senza contrattare. Il punto di apertura della forbice è molto piccolo, infatti veniamo da un punto di convergenza, siamo passati a un punto di appoggio senza partecipare, ci stiamo allontanando sempre di più dalla democrazia cristiana e da quello che rappresenta la democrazia cristiana, la governabilità, i voti alla democrazia cristiana. Allora, Giomo e anche Rosi. Allora, il ricordo di Giomo intanto, che io ricordo che un giorno si è alzato in consiglio comunale e ha detto no socialista demichelesiano o zanelliano, socialista punto. Sì. Ecco. Tiglio era così, era uno spontaneo, uno che non aveva il timore della verità, del suo pensiero ovviamente, la verità non è rivelata, era uno generoso, si è sempre impegnato in politica attivamente, aveva, come tutti gli esseri umani, piccoli o grandi difetti, però è stato un grande assessore al commercio, per esempio nel Comune di Treviso, è stato veramente... È uno che voleva bene alla città, insomma. Sì, ed era amato dalla città. Io ricordo ad esempio che i commercianti della città diventarono miei elettori nelle elezioni politiche dell'87, dell'84 europee, grazie a lui. Lui riusciva a riunirli tutti, ma veramente in maniera incredibile. Lo stimavano, lo apprezzavano, gli volevano bene. Senta, io adesso le faccio una domanda, poi ci fermiamo per la pubblicità così la invito a riflettere. Cosa vuol dire prendere tanti voti? Cioè che se è un piacere oppure se è un onere? Ma mi risponde dopo la pubblicità. Bene. Eccoci tornati dopo la pubblicità e ripartiamo dalla domanda fatta prima. Più un peso o un piacere i voti presi? I voti erano la tua grande soddisfazione, perché alla fine nella politica di allora, dei miei tempi, dovevi cercare i voti 3 volte. La prima volta per diventare un quadro di riferimento nel partito, segretario di sezione, membro di direttivo provinciale, segretario provinciale, era una ricerca di consenso nel partito. Le assemblee erano belle, vivaci, toste. La seconda volta era quando dovevi andare in lista, perché le liste erano numero chiuso, quindi dovevi avere i consensi nel partito per essere messo in lista. E l'ultima era quella di essere eletto. Quindi, quando alla fine di questo percorso eri eletto o avevi grande soddisfazione nel vedere il successo del partito, la crescita elettorale del partito, eri ripagato da tutte le fatiche che avevi fatto, perché il voto allora era complicato. Io mi ricordo che quando andai in lista alla Camera nel 1987, presi in provincia di Treviso 11.000 preferenze, credo, circa, io ero soddisfatto, ero felice come una Pasqua, ancora più del fatto che ero arrivato terzo, quindi ero eletto in Parlamento. Poi sono stato eletto in Senato e ho optato per il Senato. Perché il voto era il sapere, l'avvertire che la gente ti aveva scelto e ti aveva scelto per le tue idee, perché allora contava molto anche come tu interpretavi il messaggio del partito. Il partito di per sé lanciava delle grandi idee, la riforma della scuola, della sanità, ma poi dopo, quando dovevi portarla in mezzo alla gente, dovevi metterci del tuo. E io ho sempre pensato che se tu non eri convinto di quello che dicevi, chi ti ascoltava non poteva crederti. Perché si dice il popolo non sa. Il popolo non sa, però la pelle funziona sempre. Tu avverti uno che mente sapendo di mentire, oppure mente per professione, e avverti quello che invece è sincero.
Poi ti può piacere, non ti può piacere quello che dice. E ero anche, come si dice, la mia esperienza che all'inizio facevo quando cominciai a fare politica nel 68, uscito dalla scuola a Padova, arrivavi convinto di essere il portatore della verità rivelata, no? E quindi andavi a raccattare voti e poi ti trovai. Io per esempio mi ricordo la prima campagna elettorale nel 1972 qua a San Biagio, 3,7%, 3,8%, un disastro atomico. Abbiamo eletto un consigliere comunale, ma dicevo, come mai? E mi sono interrogato. Noi andavamo in giro alla sera a spiegare alla gente che lavorava 8 ore al giorno. Alla sera volevamo che riflettessero sull'orbe terracquea. Ma questi alle 8 di sera, dopo una giornata di lavoro, volevano rilassarsi. Oppure magari dopo 8 ore in fabbrica e altre 4 magari sui campi perché già è metà mezz'anni, voto che ti scusa. No. Quindi ho detto, ma guarda, c'è qualcosa che non funziona, tu non puoi. È vero che ero andato da giovane a cercare di vendere macchine da scrivere nelle famiglie, la Olivetti che si vendeva porta a porta nelle famiglie anche dei contadini, che sapevamo benissimo che non serviva a niente, quindi era praticamente un imbroglio. Tanto che ero a disagio e smisi subito. Ma questa idea che la gente avrebbe dovuto anche alla sera, stanca, ho cambiato il metodo, ho cominciato a capire che bisognava parlare loro un linguaggio semplice. E spiegargli cosa? Spiegare cosa volevi fare tu e che chiedevi il loro aiuto, non che chiedevi a loro di fare quello che tu volevi si facesse. E la percezione di quegli anni là qual era allora? Che cosa voleva la gente dalla politica? La gente negli anni 70, ecco, da noi aveva un concetto chiaro base, non in dialetto, non intrigarti. Quindi facevi fatica, pensa al domani, pensa, no? Quindi eri visto come un rompiscatole, insomma la democrazia cristiana e i democratici cristiani come correttamente dovevano essere definiti, perché il democristiano era dispregiativo. I democratici cristiani non erano gente stupida, banale, era gente che aveva capito cos'era la società, quindi governavano a pieno titolo e per soppiantarli o per ridurre la loro influenza dovevi essere anche tu capace di attrarre la gente, di fare in modo che la gente si fidasse di te. Quindi non grandi rivoluzioni, no, ma un cambiamento a piccoli passi. Cose serie, cose da fare. E allora adesso la porto, stravolgendo completamente Ma allora uno come De Michelis, che è stato uno dei fari del vostro partito, come ha fatto a coniugare la politica di piccoli passi dei veneti quando faceva dichiarazioni come quella che sentiremo adesso, che la invito ad ascoltare? C12, Francesca, sentiamo l'RVM sonoro di De Michelis 1985 alla presentazione dei candidati, credo fosse 85, le regionali. Vediamolo assieme e sentiamo cosa dice De Michelis a proposito della politica di piccoli passi. Sì. Tanti vecchi amici e tanti nuovi amici, tanti compagni con cui abbiamo combattuto anni di battaglie socialiste in tempi più difficili, quando eravamo un po' chiusi sulla difensiva, capaci di portare avanti idee giuste ma incapaci di riuscirle a tradurre in fatti, e nuovi amici, nuovi simpatizzanti, gente anche diversa un po' da quella che tradizionalmente i partiti in generale, anche il nostro, riescono a toccare e a mobilitare. Quale impegno per noi, per quelli di noi che ai vari livelli, da quelli più tra virgolette importanti perché sono quelli nazionali, oppure anche a quelli tra virgolette meno importanti ma in realtà non meno importanti, che sono quelli delle istituzioni a livello locale, devono poi ogni giorno riuscire a essere all'altezza di quello che tutti questi amici, questi compagni ci chiedono, pretendono, giustamente vogliono da noi. Quale impegno per poter poi corrispondere appunto non con le parole ma con i fatti a quello che credo ciascuno di voi ha dentro, vorrebbe sentire compreso, vorrebbe sentire tradotto in risposte concrete e precise.
Credo che anche voi in questa campagna elettorale avrete letto sui giornali le molte inchieste che si sono sviluppate. Un elemento è comune a tutte queste inchieste, una cosa credo possa essere ritenuta valida, anche se le inchieste sono sempre attendibili fino a un certo punto. Il fatto che tutte dicono che oggi il grosso della gente si attende dalla democrazia, si attende dalle istituzioni, si attende dai partiti risposte ai problemi concreti. Queste inchieste dicono che la gente ha nella testa al primo posto il problema del lavoro, il problema della casa, il problema dell'ambiente, il problema dei servizi e della salute, i problemi concreti della vita di ogni giorno. E la cosa non è affatto sbagliata, anche perché avere in testa questi problemi concreti non significa rinunciare ad avere delle idee, delle prospettive, dei valori. Non sono problemi neutri, non sono problemi rispetto a cui si può essere tranquillamente di destra o di sinistra senza in modo indifferenziato. No, ciascuno di questi problemi è invece carico, fortissimamente carico di significati, di valori. Per poter dare risposte a questi problemi occorre essere capaci di fare scelte, di saper identificare priorità, di fare sacrifici. Pensiamo al più importante tra tutti, a quello che le statistiche, le indagini ci dicono essere quello più sentito, che è quello del lavoro, dell'occupazione, che soprattutto per i giovani sta diventando veramente la questione delle questioni. È bene dare lavoro ai giovani, creare l'occupazione che è necessaria, risolvere in Italia, in Europa, nelle società industriali. Questo problema non è un fatto neutrale. Un partito che vuole guardare le cose per quelle che sono, che vuole dare risposte subito, qui e ora. Siamo accusati di decisionismo. A noi non ci fa tanta paura questa parola, perché decidere vuol dire fare. Se non si decide non si fa, e se non si fa non si affrontano, non risolvono i problemi. E il decisionismo, il prendere decisioni, l'assumersi le responsabilità che conseguono le decisioni, se viene fatto nel rispetto delle regole del gioco, se viene fatto all'interno del sistema democratico, non è una cosa negativa, è una cosa positiva. Beh, insomma, Sì, è un grande, è sempre stato un grande. allora ripartiamo da come fa uno come De Michelis, che è decisionista, che dice dobbiamo fare le cose, via dritti, sicuri, decisi, precisi, a coniugarsi con invece quest'idea dei piccoli passi, del mi non vo combattere, tipico dei trevigiani. Come fa? Beh, no, infatti noi abbiamo avuto difficoltà all'inizio perché i democratici cristiani erano molto cauti, però il decisionismo di Gianni De Michelis, come il decisionismo del Partito Socialista in generale e di Craxi in particolare, perché poi è quello che ha inventato questa politica. Difatti tra Gianni De Michelis e Craxi, Gianni De Michelis era sempre a Bettino la politica, a noi il fare, quello che questa politica vuole, perché Bettino aveva avuto un'intuizione perfetta. Il problema non era quello di essere indecisi, era quello di camminare con prudenza, senza mai fermarsi e senza mai tornare indietro. Cioè, la fretta è sempre una cattiva consigliera. Quindi io personalmente, ma anche lui in molte sue battaglie, ha usato questo sistema. Certo, ad esempio, non siamo andati sempre d'accordo. Io ho combattuto contro di lui, contro la sua idea, quando voleva fare a Venezia, far diventare Venezia l'Expo, cioè fare l'Expo a Venezia. Io ero contrario per una visione di Venezia, temevo che questa invasione potesse in qualche modo rovinare Venezia. Non lo so chi avesse ragione, chi avesse torto, ma non c'è stata mai neanche da parte sua una fuga troppo in avanti. Vedeva più in là, questo sì. Questo deve essere sincero. Adesso le faccio un'altra domanda. Senta, ma guardando così, uno come Luca Zaia è più democristiano o più socialista? Credo che Luca Zaia sia riuscito, credo che Luca Zaia sia riuscito a coniugare varie sfaccettature in politica, favorito dal fatto che la politica di oggi ti consente un sacco di curve, cioè non dico ambiguità perché è una parola completamente sbagliata, nel senso che Luca Zaia non è ambiguo, anzi è un diretto e dritto e chiaro, se lo guardi capisci e se lo senti capisci dove vuole andare a finire. Le idee le ha, insomma. Le idee le ha, le puoi cambiare più velocemente nella politica di oggi. Allora, ai miei tempi, cambiare idea era complicato. Correvi il rischio di apparire come un traditore del messaggio, dell'ideale. Quindi Luca Zaia
secondo me interpreta perfettamente il desiderio che si cerca oggi dalla politica. Personalmente non riesco a dare un giudizio del suo operato, non ho seguito attentamente la sua politica, non so dire la Regione ha fatto molto, ha fatto poco, anche perché non do giudizi perché sono figlio della mia storia e quindi il desiderio di confrontare quello che tu hai vissuto con quello che c'è oggi ti porta sempre a dire era meglio prima. Quindi, visto che sono anziano, per non dire vecchio, preferisco non esprimermi e tenere i giudizi della politica di oggi per me. Anche se devo dire che qualcosa di più concreto si potrebbe fare. La sanità veneta, che è pur sempre una cosa che funziona, ti dà anche tempi e sistemi e meccanismi che sono frustranti per la gente, soprattutto per quelli che hanno meno disponibilità e potenzialità. Ma detto ciò, il successo elettorale di Zaia è perfettamente in linea, non è frutto della furbizia. Ma senta, ma è perché? frutto della sintonia. Appunto, ma perché allora, ai vostri tempi si votava il partito. Sì. Adesso si vota la persona, adesso prendi più la lista del candidato che non la lista del partito. Sì. Non c'è un po' una contraddizione, un cortocircuito di questa democrazia dell'elettorato? Beh, secondo me sono cambiati i metodi di approccio. Cioè, voglio dire, hanno demonizzato l'ideologia che secondo me sotto certi punti di vista andava in qualche modo smontata, perché era troppo... Si sa che nella storia le grandi guerre, le più tragiche, sono state quelle fatte sulla religione. Le guerre e le religioni hanno fatto distruzioni, quindi essere troppo innamorati della tua ideologia significa andare a scontri che non finiscono mai. Quindi è stata smontata giustamente, ma quello che non ho capito è che sono stati scomparsi gli ideali. Cioè, per esempio, senza nulla, ho tanti amici leghisti, voglio dire, anche perché ai miei tempi, scusa, avevano cominciato, io mi trovavo con Rocchetta alle notti, quando ti finivi i comizi, quando in Consiglio regionale Rocchetta diceva il microfono il brincavose, cioè lo chiamava e parlava indietro, esasperato. Il brincavose. Il brincavose, sì, il brincavose. E allora, se tu hai vissuto quelle storie, ai miei tempi si sarebbe detto, ma come, scusa, la Lega è nata per l'indipendenza, per l'autonomia, per la cosa, e adesso dov'è tutta sta spinta? Sono stati bravi, io non avrei scommesso un centesimo che abbandonando la loro idea iniziale di autonomia tenessero l'elettorato. Quindi tanto di cappello. Noi non stiamo ancora... Sì, ma i numeri corre, ma l'autonomia è sempre... Ma arriverà, secondo lei? Ma prima o dopo qualcosa arriva, anche se un'autonomia calcolata male costerà molto di più. Cioè le spese, lo Stato trasferirà molto, ma ti darà poco, non so se rendo l'idea. Ma d'altro adesso ti darà molte competenze, ma la borsa... Meno, la devi trovare qua. Ma essere federalisti non è, secondo me, contrario. Io sono sempre stato a favore delle regioni. Anche di Alpe Adria? Io, come no, dopo, quando ho fatto il senatore, ho cercato di portare Belluno in un'area. Cioè, voglio dire, credo che l'autonomia regionale sia una cosa anche giusta, non è sbagliata di per sé, va affrontata con un certo criterio. Quindi, però la Lega ha avuto questo grande capacità, abilità. Quindi ha tenuto il suo elettorato anche togliendo il Leon Maia diventando un po' più democristiano, possiamo dire così? Non lo so, questo non lo so. No, sinceramente, ma non è per sfuggire alla domanda, è che non li conosco troppo da vicino, li guardo troppo da lontano per... Darei un giudizio che è frutto di malizia più che di obiettività. E questo non mi piace perché proprio adesso a me età buttarmi via non mi va, non voglio dire stupidaggini. Però da persona navigata di politica qualche giudizio e quindi anche qualche consiglio potrebbe darlo
Magari i giovani che avrebbero voglia di fare politica ma non sanno dove... Quello mi dispiace, che non fanno politica. Dovrebbero farla. Sì, ma se uno vuole fare politica va, dove si sente più vicino va e cerca di spingere le proprie idee, cose da fare ce ne sono tantissime. Ma gli apparati degli attuali partiti ti danno questi spazi? Io credo che ma poi... ma non ci sono neanche loro però, cioè voglio dire... Non che siete giovani? Non ci sono, l'apparato del partito, non c'è partito, quindi che apparato c'è? La Lega però invece è ancora un partito. Sì, lasciamo stare che possa essere trattata... Ma anche il PD ha i suoi circoli, le sue il PD ha la contraddizione, qua devo esprimere il mio parere, non posso trattenermi. Io dalla mia storia a sinistra, che un segretario di un partito venga eletto da chi non è iscritto diventa veramente una cosa strana. Non dico che è sbagliata, ma è strana perché, scusa, ma chi ti deve segretare? Insomma, non ci sta. Dice è frutto della democrazia, ma no, perché non ha senso, è una contraddizione in termini. Ma l'iscritto si iscrive perché ci crede e vuole essere rappresentato. Chi sta fuori ha il diritto al voto, può giudicare quello che fai, ma se viviamo in una società nella quale puoi fare di tutto, allora confesso, non l'ho fatto perché ancora spero di essere una persona seria e tale voglio rimanere. Se non altro per esempio ai miei figli e alle mie nipoti, mi ero tentato di andare a votare, perché dico, allora a questo punto vado anch'io e voto, che ne so, Cooperlo. Cioè, per dire, per dimostrare che non è giusto, perché a quel punto tu apri l'urna a tutti, anche a quelli che non hanno nessun interesse per te. Anzi, esatto, e questo non è corretto. Poi lei magari... riuscirà a fare cose interessanti. È saltata completamente tutta la scaletta. Io avevo altre 700 domande da farle, abbiamo già finito il tempo. Lei lo sa già che è prenotato per altre 3 puntate per il mio, perché ve lo devo dire, avevamo veramente tanta roba, però con una foto del genere che ci racconta la storia. Io volevo parlare di socialisti qui e abbiamo cominciato a raccontare qualunque cosa. Però l'ultima domanda gliela devo fare. Sì. È stato più soddisfatto a fare il sindaco, a fare il consigliere regionale, a fare l'onorevole, cioè il parlamentare, o a essere segretario provinciale del PSI? Allora, nella scaletta dei carichi istituzionali il sindaco le supera tutte. Esperienza umana incredibile, bellissima. Nella scaletta totale delle mie preferenze, per me il partito è sempre stato più di ogni altra cosa. Difatti, io ho sempre risposto con una battuta quando non sono stato rieletto al Senato, diceva ti manca il Senato, no, mi manca lo stipendio, il Senato non mi manca. E invece quando è scomparso il partito mi è mancato il partito, e quando Bettino è andato a Mamet mi è mancato Craxi, perché mi è sempre piaciuto avere la libertà e la possibilità di mettermi in mezzo alla gente, di dire tutto quello che vuoi dire, di creare speranze, progetti, tutto quello che si vuole, magari dopo sconfitte riparti, e quello mi piaceva. L'istituzione ti ingessa, ti obbliga a determinate cose, come è giusto che sia, perché ci mancherebbe. Il partito invece era la mia vita. Allora, la prossima volta porto solo delle immagini di persone che hanno avuto a che fare con lei, anche di altri partiti, Madonna. E vi facciamo un'altra puntata bellissimo, ricostruendo il percorso storico di Ciro Zanella. Grazie Ciro Zanella, ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte andiamo a parlare di questa Treviso che riesce a ridere e anche a processare se stessa. Siamo venuti a portarvi un po' di gioia, hanno detto questi ormai famosissimi ballerini e cantanti del gruppo folcloristico trevigiano, e di gioia ne hanno davvero bisogno questi anziani della casa di ricovero Menegazzi di San Giuseppe, che sembravano avere spento da chissà quanto il sorriso, nonostante il calore premuroso offerto loro da una struttura d'avanguardia con personale carico di umanità.
È stato offerto loro il canto, quello popolare, che attiva sentimenti, passioni, ricordi, nostalgie commoventi. Il fischiatore è del 6 gennaio dell'86, Maurizio Meneguz, oggi. Cosa si prova a rivedersi? È una grossa emozione. E se parlasse in dialetto? No, liberissimo, siamo liberi. Ecco, perché mi sento più a mio agio. Intanto mi sono visto tanto più giovane, che aveva ancora tutti i capelli mori. E dopo, in mezzo a chi gente, fra i tosatei, ho visto che era mio fiol, che adesso è tanto grande, ingegnere, e che era anche il fiol di mio compare, che adesso è il pianista ufficiale all'Arena di Verona. Andiamo a rivedere l'ultima parte, così magari i nostri telespettatori cominciano a identificare un po' di volti. Sì. Però voglio dire, 86, quasi 40 anni fa. Sì, ringraziando Dio che mi sono ancora qua. E anche un po' di altra gente che c'è là. Sì. Eravate tutti giovani voi del gruppo folcloristico? Eravamo tutti giovani, pieni di voglia e di entusiasmo, di portare allegria per tutti quanti. Però è il nostro motto che ho creato dopo che un tocchetto che eravamo insieme era questo: divertirsi per divertirti altri. Eccoli qua. Allora, chi è che sta cantando qua? Ecco, anche quello è scomparso, gli era Attilio, quello se mi compare, Giancarlo, ecco gli Aldo Fioi, uno mio e quello che mi compare, ecco quello è quella fisarmonica adesso è il parroco in Uruguay. Parroco in Uruguay? Sì. E gli altri invece, questi qua che suona? Allora, quello che suona il chitarrone è morto, Leone, quello Walter, a Rosanna, Giancarlo mi compare, Attilio, anche quello scomparso, Beppi Favaro, che ha finito col gruppo folcloristico l'anno scorso, dopo 52 anni di permanenza, insomma una bella carriera. E questo qui è l'inno di Treviso? Sì, l'inno di Treviso. In lungo e largo poi il Veneto, perché quelli erano le nostre tappe, noi altri andare a finirla a Foina era come andare all'estero. Allora, torniamo però al tema del gruppo folcloristico. Il gruppo folcloristico nasce perché? Cioè, qual è l'idea ispiratrice? Allora, lo scomparso Franco Crespan aveva questa idea, perché lui era un componente del coro Stella Alpina e andando a fare qualche concerto fuori dall'Italia, in Germania e in Austria, e che aveva visto sti gruppi in costume e che gli era restata fissa sulla storia sta idea. E quindi aveva cominciato con poca gente, meno che zero, aveva cominciato con poca gente, vestiti di strasse, a fare i ridicoli, i matti, diciamo. E era nata sta combricola che io aveva messo nome gruppo folcloristico Radicio Trevisan. E io avevo anche una mesa idea di dire facciamo quello che mia nonna mi contava che veniva fatta fuori in periferia, a Veccia a metà Quaresima. E io avevo cominciato, io e Angelo Smiassetto, io avevo cominciato a fare un putinotto che io blusava, senza processo, senza niente altro, alla Canottieri Sile. E questo nel 66.
No, fermo, adesso ci arriviamo. A che punto arriva Maurizio Meneguzzi al gruppo folcloristico? Maurizio Meneguzzi arriva nel 68, quando che il gruppo folcloristico Radicio Trevisan era quasi formato, comunque che era già una maestra de Baio, la signora Ongarato, anche qui a non si più, e come musica che era anche il maestro Angelo Smerzetto. Ma oltre che organizzare, stiamo già cominciando a vedere le prime immagini della Veccia. Voi facevate anche degli altri, perché abbiamo visto nell'86 siete andati alla casa di riposo, ma facevate già degli spettacoli? Quando è che avete cominciato a fare gli spettacoli? Il primo spettacolo vero e proprio l'abbiamo fatto a Fuina, forse. Quindi all'estero? Sì, all'estero, non mi ricordo se... Era a Sagra de Agua, ecco, era ottobre e siamo andati via ovviamente con le nostre macchine, erano vestiti di qualche sorte, perché i costumi, si arrivai ben dopo, noi andai motorse i costumi, se vogliamo chiamare costumi, all'America Strasse. Pensa. Sì, che era vicino San Francesco. Sì. Ecco, là che era braghe dei marinai americani che aveva il Pateon doppio, che ricordava quel affresco che si quando arrivi nel lago, dove c'è un quadro, no? Un affresco, un quadro dove c'è i popolani che va a fare omaggio a Madonna perché gli era finita la peste. E ciappando spunto da come gli era vestito è nato il costume nostro. E il discorso del ballo, perché ad esempio uno fa il gruppo folcloristico e magari, che ne so, fa delle scenette, fa che ne so, non dico cabaret, ma ad esempio fa commedia popolare. Sì. Perché avete deciso di prendere proprio il ballo? Perché da sempre Treviso aveva il baiadore dappertutto e gli era beo. E sempre, ovviamente parlando anche con Franco, si diceva, ma perché non vogliamo fare come una volta? Allora è stato fatto un po' di ricerche, non avevamo trovato tanto, però avevamo trovato tanti discorsi che spiegava cosa che veniva fatto. Non abbiamo trovato tante musiche, anzi vorrei dire che dopo le musiche che abbiamo adattato noi altri, i passi li ha fatti a nostra maestra in base alle ricerche che avevamo trovato e ai detti che faceva i nostri vecchi. Per esempio, la nonna di Franco Crespan, cara da Dio, diceva che anche il conte Tita Rinaldi ballava a Taratantea. No a Tarantea, a Taratantea. E ora si sta messo su una musica popolare meridionale, si sta messo su un po' di passi per fare a Tarantea. Dopo, ricordando che il Veneto sta sotto il dominio austro-ungarico, quindi non potevamo non ricordare il Ciribiribin, che era un valzer, quindi che dopo noi avevamo chiamato un inno all'amore perché gli era grazioso, simpatico. E abbiamo cominciato con 4-5 bai e tanti canti. E però vedevamo che avevamo grossa presa. Ecco, quello devo andare, ma tutto questo sforzo enorme di ricerca, di tempo, di balli, di prove, cioè era ripagato da cosa? Da soddisfazione che avevamo con il pubblico. Dunque, quando siamo andati con il primo spettacolo, siamo andati via ovviamente con le nostre macchine perché non avevamo una lira. Zero. Anzi, si pagava quasi. Sì, no, quasi. Per poter far parte del gruppo folcloristico, ogni componente pagava 500 lire al mese e ogni settimana a rotazione, che era prove, ognuno che aveva, no tutti, ma ovviamente chi che toccava, che aveva da portare un bottiglione di vino.
perché avevamo anche a sé e quindi ecco. Allora, Cose impensabili oggi. sì, non avevamo sede, la sede era sull'officina elettrauto di Franco Crespan. Quindi in Piazzale Burchiellati? Sì, in Viale Burchiellati. E ovviamente prima di cominciare a fare le prove dovevamo spendere le macchine perché sennò non avevamo posto. E mi non volevo mai fare prove del Ciribiribin perché bisognava ingenocciarsi in terra. E quando ti ingenocciavi in terra, in officina ti venivi su tutto onto e quando arrivavo a casa tappavo un sacco di parole da mia mamma. Va bene, allora, visto che siamo e lì abbiamo inquadrato un po' il gruppo folcloristico, poi magari in un'altra puntata andremo a approfondire. Certo. Arriviamo invece, adesso nel frattempo stanno scorrendo le immagini di questa vecchia del 1985, sono le prime immagini che abbiamo recuperato nei nostri archivi. Come si arriva alla vecchia? Io so che in mezzo c'è il conte Tita Rinaldi, citato dalla nonna di Franco Crespan. Sì. Raccontiamo a chi non conosce il conte Tita Rinaldi chi è brevemente. Chi era? Sì, chi era. Rimane sempre comunque nei nostri pensieri perché... Conte Tita Rinaldi, erede di una dinastia famosissima a Treviso, che era, dove che egli abitava, dove che adesso che è l'attuale sede staccata del comune, Piazza Rinaldi. Era un giocatore, uno che piaceva scherzare, torre in giro a gente e magari scherzando e ridendo contando anche tutte le avventure amorose che aveva, perché io riteneva un grande amatore scherzoso. Però che piaceva anche tor in giro i governanti, proprio in forza di quello che io si riteneva Paron de Treviso, per cui che piaceva anche bastonarli. Urca. Ecco. È stato il primo a fare la satira, insomma. Sì, esatto, io è stato il primo a fare la satira, però sto pupazzo, sto putinotto che era a Veccia, gli era impegnato, anziché come adesso, di un po' di carta e di paia, e gli era impegnato di caramelle, caroboe, bagigi, mandarini, che ora, prima di essere brusà, che veniva avverta a panza, veniva fuori tutta sta roba e in Tosatei Corea andasse su tutte le cornie. Dovevamo pensare che era metà Quaresima e che quindi era un giorno di libertà dopo aver fatto tutta l'astinenza che era non come adesso, ma era veramente severa, non si poteva mangiare più di quello, a parte che non è che si mangiasse tanto, ma insomma. E quindi quel giorno era un'esplosione di gioia e credo che il conte Tita Rinaldi ne proprio a sa il segno. Sta roba si andava avanti un tocco. Dopo, con l'avvento delle autorità dell'impero austro-ungarico, noi altri siamo stati sotto dei ori, ovviamente io ho detto no, qua l'autorità non si toglie in giro assolutamente. E nel centro storico a Veccia è morta, ma nelle periferie mai, ha sempre continuato. Tanto è vero che mi ero ceo e che abitavo su un colmel che si chiama tuttora a Cava dei Danai, vicino adesso l'attuale sede della provincia. Mi ricordo che mia mamma faceva il vecchio e a Veccia, quindi metteva sto tauin, gli mancava fiasco di vin col culo di paia, ecco, e i due vecchi sentai uno di fronte a che altro. A sera veniva brusà solo a Veccia, mentre il vecchio con peadon e veniva a negare perché si buttava dentro sui fontanassi che vi era. Brusar a Veccia voleva dire scaldare a terra, infatti a nuova stagione da metà Quaresima in poi cominciava a sbocciare. Tanto è vero che là in mezzo che c'è anche il discorso dei Tosatei che andava a battere marzo, e cioè tirare i caene del fogar, i trosi e i cavini, batta sui lame dei varsori, batta sui bandoni, tutto questo per il risveglio della natura. E
a un certo punto tutto questo però muore, rimane un po' nelle periferie, però senza la satira. E come riparte poi? Cioè, da dove riparte? Allora, visto che in centro storico gli era morto tutto, però l'idea del conte Tita Rinaldi non gli era morta, il Crespin ha detto, beh, partimo intanto col bruciare il putinotto e che ha fatto sta roba. Dopo... E il primo putinotto è stato bruciato dove? Al canottieri Sile, sì, per 2 anni consecutivi. Dopodiché, nel 69, dove che mirò il primo processo, che si chiamava Navecia Busarona, ecco, Avecia era stata messa in Piazza dei Signori. Addirittura? Sì. E dopo, alla sera, caricata su un carro trainata da un cavallo, e tutti noi altri del gruppo folcloristico in costume che andavamo in Modrio per andare in Piazza del Grano. E là veniva allestito il palco e veniva fatto, in principio gli era curto, diciamo, il processo, dopo si è evoluto con l'andare del tempo, e là siamo stati parecchi anni, finché un giorno sta il compianto presidente degli Amici al Ponte Dante, Lino Franzin, amico comune mio e De Franco, che ha detto, ma perché non venite davanti a casa mia? Allora adesso invece volevo fargli sentire proprio la voce di Lino Franzin, presidente degli Amici al Ponte Dante, che commenta la fine, diciamo, del processo a questa vecchia. Sentiamolo insieme. Il nostro pubblico desidera salutarla, ringraziarla, complimentarsi con lei, con tutti gli amici al Ponte Dante. Franco, non muoverti, grazie. Ecco. E complimentarsi soprattutto per quella targa rappresentante il Leone di San Marco che il presidente della regione Bernini le ha consegnato appunto il giorno che avete festeggiato il decennale di fondazione. 2 parole ai nostri amici. Niente, a nome degli amici al Ponte Dante voglio ringraziare tutti voi trevigiani, tutti gli amici del gruppo folcloristico trevigiano che sono gli artefici di questa manifestazione, perché voglio ricordarlo, è stato il gruppo folcloristico a rinnovare, a ritrovare la storia di Avecia, del rogo di Avecia. Dobbiamo ricordarlo, dobbiamo ricordarsi che se gli amici del gruppo folcloristico è 10 anni che la facciamo qui a Ponte Dante. 20 anni che abbiamo iniziato la tradizione. Ecco, ritrovata, riesumata in città di Treviso. Da 20 anni si faceva a Piazza del Grano, in Piazza Matteotti, e non andiamo alla vecchia storia della Vecia di 50-100 anni fa, ma da dopo della guerra la Vecia è stata riesumata, ricordata, ritrovata. In Piazza del Grano, sì, bruciavate? Sì, facevamo il processo. Però è un processito... Era un po' più scarsetto, diciamo. Stavamo un po' all'occhio, però dicendo la verità, non avevamo proprio così tanta paura, ecco. E dopo diciamo che l'avevamo sempre fatta in forma di scherzo, in forma goliardica, per cui siamo sempre venuti tutti a sentire. Questa è stata solamente una volta, un anno, che noi altri, i nostri manifesti era una epigrafe. Beh, anche adesso. Ecco, anche adesso, boh, un po' modificata adesso perché c'è tutti i sponsor, eccetera. No, era proprio una epigrafe. E prima i nomi era Ciapai, i nomi che davimo a Avecia, era Ciapai dai fatti, dagli avvenimenti che era, per esempio, in questo anno, ecco, si chiamava
Giassarea. Esatto, bravo. Si chiamava Giassarea perché gli era stato un anno particolarmente freddo. Ecco. E se no, più avanti, abbiamo a sapere da quello e abbiamo i nomi, scimmiottando i nomi dei vari sindaci che era. E c'è stato un anno che si chiamava Ermenegilda Gentilina Vedova Panchine, che il sindaco Gentilini non si è venuto perché pensava che fossimo drio bastonarlo. Dopo è neanche telefonare scusandosi di non essere venuto perché aveva capito che noi non volevamo occuparlo. Dobbiamo lanciare la pubblicità. Attenzione perché dopo ritorneremo perché conosceremo il magistrato Saltabussola Tarquinio da Santa Maria del Socco, ma dopo la pubblicità. La qui presente picana imputata Filomena Spavalda Spartiacque in strofa posi de contrabbando. A me sinistra l'avvocato Trabocchetti Asdrubale da Porseigo, detto Sangueta, che fa l'avvocato difensore. A me destra il conte Calsina da Cavarie. E in fondo parlerà che se Rosa Genno, nato in CAE de Oro, cancelliere e osto a tempo perso. Cicci presente. E allora rivedersi con i panni del magistrato Saltabussola Tarquinio da Santa Maria del Socco. Che giovane che ero. O che vecchio che sono adesso. Vi facciamo vedere le immagini per favore, Alessandro, grazie, perché vale la pena rivederle, poi ne rivedremo molte altre, però vale la pena. Ecco, qui i personaggi chi sono nella vita, diciamo nella realtà, a parte appunto Maurizio Meneguzza al centro, molto giovane devo dire, questo è dell'86, sì. A sinistra con la tuba, allora, eccolo qua, questo è Maurizio Meneguzza. Ecco, quello sono me. Quello che si alza in piedi adesso è il compianto maestro Angelo Smiazzetto. Ecco. E dopo? Quello là, che adesso sei... Ecco, adesso c'è sconto dal microfono, anche quello è il compianto Arturo Malossi. Eccolo. Chimino Cavaliere neanche riconosciuto perché ha i baffi in sua bocca addirittura. Sì. Mentre di là che è il compianto Franco Crespan. Allora mi guardo una fotografia di questo genere, siamo in quattro e l'unico che resiste sono me. Mi devo consumare oggi a furia di toccarmi. Ponte Dante è un processo unico al mondo perché va detto, va ricordato, che Treviso è l'unica città che io conosco e che ho cercato anche di sentire in giro, che ha il coraggio di processarsi almeno una volta all'anno, cioè di mettere in piazza, anzi di raccontarsi magagne, vicissitudini, vizi e virtù. E poi tutto questo viene sostanzialmente raccontato in pagine e pagine che il ghostwriter, come si direbbe, cioè lo scrittore, diciamo così, nascosto, raccoglie. Voi andavate a vedere sui giornali, andavate in giro per osterie, come funzionava? Sì, allora, questo è quello. Giornali, sicuramente. E poi interrogare la gente e sentire cose che succedeva. Quando andavamo in giro, oltre a tutto per le campagne, per Torsù, raccogliere tutte quelle robe che dopo che servivano per formare il museo che è del gruppo folcloristico. Alle Case Piavone. Alle Case Piavone. Prima già era in Villa Zen, giusto? Sì, che era la gente che ne diceva disenca questo, e quindi noi facevamo tesoro di tutte queste notizie per dopo tirarle fuori e metterle un po'
in ridicolo, diciamo, ecco, no, era una roba cattiva che volevamo fare. Volevamo paesesti le autorità, ma col sorriso in bocca. Ma anche farli un po' ragionare, perché magari già nel modo per spiegare, guardate che se Dio succederà questo, forse non lo deve ancora capire. Non c'è processo che non veda il sindaco presente. E allora, proprio per questo, nel 1986 voi cominciate a pizzicare un signore a posto, tranquillo, come Antonio Mazzarolli. Chi chiama toppi di appartamento, carichi soldi e a colpa dei quali imputata, perché anche se forse dell'ordine di Chiappa, sti benedetti ladri, e da qua presente li muore subito. Ma se invece la che facessi già fare una bella scaturia e mi saria anche come mettere dentro su un sacco e battere dove che si vede il gnocco, anche pensaria due volte prima del fastia a fronte, vero? Oh, ma cosa vuoi tu ne sai? Si tratta facilmente di cosa tan brigante, se meglio la fare. E poi mi pare questa roba qua è una ricetta proprio con il discorso che si vuole fare. E in casa aveva protetto del malaugurio, sempre quando mororà, costringendo ad andare a piedi. Gli è cacciavato il velocipede al sindaco perché andando a piedi si conta di fatto poco che conta che a macchina di scuola. E invece delle tarde e ha fatto i curve scolastiche e anche a polvere. Inoltre ha piegato l'illustrissimo Polveda quante case serali che ne sente. Signor magistrato, forse aveva ragione, ma sta in seminile vecchia, l'ha permesso chi spacca in altra volta via Monteo, che qui fa quasi l'esa in prima guerra mondiale, poi il dure dei mortali sinato. E sti poi negozianti, e non vende più niente, perché il signore ha paura di sporcarsi il peppè, e qualche volta anche il sgaretto. E dopo per non parlare del Masseo, il Masseo nostro, 20 anni che si aspetta di metterlo a posto e pensare che con tutte queste vacche che avete sempre più difficili è il vaccacinio, e vicino al Masseo, che è il foro ruario, penso è un giorno alla settimana del mercoledì. E dopo vede via Pinelli, che si può chiamare via Spinelli, e la nostra cara più o meno è la Varta e la Tase e non la fa niente. Beh, qui ecco, questa è proprio l'essenza, direi, sì. Perché allora partiamo da quando hanno rubato la bicicletta al sindaco, sì. E ora hai detto, beh, adesso che sei a piedi magari si incorsa delle robe che non funzionano, via Montello che diventano perché facevano i lavori in corso, cioè è proprio l'essenza del processo, sapere raccontare le cose, pizzicare però con sorriso. Sì, sorridendo. Allora, quell'anno il sindaco Mazzarolli mi ha scritto una lettera personale per come siamo riusciti a torlo in giro facendo ridere tutti e ricevendo applausi da Juanca. Questa è la seconda parte. Qual è la magia che fa sì che un sindaco comunque sia orgoglioso di essere messo alla berlina? Allora, tanti negadito che molte delle critiche che avevamo fatto e se andai in porto e se stai messe a posto. Per esempio, un anno avevamo criticato quel banchetto de Marcà che era fuori da Porta San Tommaso. E ora, come si faceva a criticare un banchetto del genere per dire che non dava ben là? Siamo partiti da Napoleone, che si è venuto dentro con tanti di armigeri, con tutto uno stuolo di gente, eccetera, che si passava per Porta San Tommaso. Mentre adesso c'era passato l'autobus e una vecchia che dice a che altra, guarda, che se i coscritti con le bandierine
e che altra guarda meglio, e che dice, sì, ma non te vedi che c'è un banchetto che vende strasse e mutande? Ed era un modo? Era un modo per dire che voleva dire che non si poteva, a che altra ha detto, non te vedi che vende le mutande di San Tommaso? Era un modo per criticare che non dava bene scondere l'ingresso della città vendendo roba intima. E infatti l'anno dopo non li era più. È un modo, mi viene in mente quasi per certi versi quello che poi per certi versi fa oggi con la televisione Striscia la notizia, cioè cerca di mettere la Sì, certo, non so se la copiavano altri. Però insomma può essere un'idea. Siccome qui tempo ne abbiamo purtroppo veramente poco, allora adesso saltiamo direttamente. Allora, vabbè, avete capito, per chi non avesse mai, che c'è questo processo, però insieme al processo c'è anche il testamento, che poi è praticamente così, buoni propositi, immagino. Cioè, che senso ha il testamento rispetto al processo? Allora, se uno volesse dire, è la critica continua. Ecco, perché il testamento è un po' che di robe che non siamo riusciti a dire, anche perché sennò diventava assai lungo il discorso. E altre robe che sono dei consigli invece da mettere in pratica. Perché bisogna che si sappia, come l'ultimo testamento che è stato fatto sull'ultimo processo, dove che aveva che un triciclo per uomo a tutti gli assessori, per essere magari una santa più sicuri di non cascare alle prossime elezioni. E allora proprio in questo senso andiamo a sentirci il testamento della Vecchia però del 2007. Sì. Ed è l'inserto 23 perché sul testamento del 2007 c'è un riferimento un po' particolare. Vediamo e sentiamo soprattutto insieme il C23. Grazie Francesca. Visto che mi sono il magistrato, dopo sto po' di renga che ha fatto il PM, che non so se è pubblico ministero o Poromona, tutti e tre. Sentiamo cosa che ha a dire i giurati. Magistrato che ho sentito, questo è il corretto del secchino d'oro. E ora visto che pararia chi avesse detto, mi pare di aver sentito chi ha detto fuoco, sebbene che prima di dare fuoco, sentimo il testamento perché ormai avete ne ha abituato che prima di morire ne asa anche il testamento. Avvocato, io che sei il tenutario. Che asso una confessione di anticoncessionai ai cavare della penisola del paradiso. Che delle volte non esprisse a incrociarsi coi cunici o coi cocai e mettere così al mondo un capro espiatorio. A squadra di calcio dei preti che ha un confessionario da mettere a bordo campo, dove andare a confessarsi direttamente quando commette fallo. Che ha una gigantografia a quei che si devono restaurare Porta San Tommaso, perché la picche sora della porta così che resta de grinta a quella che venirà dopo di me, anche se mi piacerebbe essere ancora me. Ai automobilisti che hanno un portaciche grande messo vicino ai semafori, perché che svode là e ciche che va in macchina piuttosto che per terra. Che ha una scuria di curame ai capi ufficio perché la usa con quei dipendenti che non ha voglia di lavorare. Al comune di Treviso che ha una serie di cartelli stradali facili da cambiare per dargli una regola di va e viene al sottopasso di via Piave. Ai
vigili urbani motociclisti di Treviso che regalano una copia di manopole di pe di Cunicio, quello di razza Paradiso, perché noi ciape freddo e man che corre dritto ai automobilisti che passa con rosso, invece di fermarsi a farsi una fotografia insieme col semaforo. Una stanga di giasso paromo che ha a tutti i politici che cacciapà il mal di carega per sorarsi il fondo schiena quando che viene fuori l'effetto collaterale di scaldarsi il piscina da rabbia. Al campaner di attore civica che ha una confessione di Viagra partire al suo batoccio del campanon che se fiapo. Faremo un caguio. È divertentino, però nei sorrisi ci stanno tutte le punzecchiature precise. Certo. Anche il testamento fa parte ovviamente del processo, non è una chiusura del processo, ma è un prolungamento dove che con poche battute viene riadito un qualcosa che se no sarebbe massaiongo. Allora andiamo velocissimi perché siamo presi in ritardo. Sì. L'ultimo inserimento sonoro è sempre della Vecia del 2007, se non ricordo male c'è il passaggio del sindaco Gentilini, quindi sentiamo anche la reazione. Vediamola insieme, l'inserto il 24. Si avvicina la torcia, sta per alzarsi il fuoco purificatore. È il grande lavoro della signora Bianca, 50 metri di tessuto per adornare in maniera splendida Casimira Putina. Tra poco prenderà fuoco e il momento tragico è vicino. Si alza la musica e le prime fiamme lambiscono e vesti e si insilano e si apre il fuoco e giustizia è fatta. Ringraziamo gli amici della nuova lift di Santa Cristina che ci hanno prestato e azionato la gru che sta insieme verso il cielo la signora Casimira. Ringraziamo per il palco il comune di Siena che ormai da 6-7 anni ce lo fornisce gratuitamente. Mentre il fuoco sta bruciando e purificando, da poco non resterà più traccia di questa terra Casimira Putina. Solo le gazzette domani ne parleranno. E mentre si va concludendo questo nuovo purificatore
finalmente funziona anche questo, sto parlando. Vorremmo che Nino Franzin fosse con noi adesso per assistere alla conclusione di questa manifestazione. Mi piacciono gli applausi. Va bene, finisce qui questa puntata della nostra storia. Grazie a Maurizio Meneguzzi, grazie a tutti voi dell'attenzione. Se avete capito questa cosa unica al mondo che capita a Treviso, vale la pena godersela ogni volta con la vecchia di metà Quaresima. E grazie soprattutto a Maurizio Meneguzzi, perché voi non lo sapete, ma chi scrive i testi è proprio lui, ma l'ho detto alla fine. Ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.